The University of Trieste, along with the University of Udine, has renewed a key agreement to advance research, innovation, and training in water management and waste services. The agreement focuses on sustainability, applied research, and collaboration on circular economy initiatives. I risultati stanno già arrivando perché in realtà questo è un rinnovo di una convenzione attiva già dal 2019. L'abbiamo voluta ampliare, integrare i contenuti, estenderli alla ricerca ma anche alla comunicazione, alla condivisione di best practice e quindi credo che applicare le conoscenze dell'università e formare i giovani alla cultura anche della corretta gestione delle risorse idriche e della gestione dei rifiuti credo sia importante per il mondo universitario, per il mondo della ricerca, ma anche per il mondo dell'industria, delle società e quindi alla fine per il benessere di tutta la nostra comunità. Regionale. Cosa significa sostanzialmente collaborare insieme per una prospettiva della definizione di sistemi sempre più sostenibili per la gestione di queste importanti risorse che sono risorse idriche? Operatori, insomma. È un accordo che guarda a un'implementazione degli investimenti, a una ricerca anche di fondi specifici e ovviamente alla riduzione dello spreco idrico e alla migliore gestione dei rifiuti, in un'ottica anche di serietà e concretezza che magari tante volte nella comunicazione di qualche comitato non sono così, diciamo, accettate perché si preferisce la paura invece ad azioni concrete. E dico perché per esempio quando c'è da gestire i rifiuti l'alternativa di non gestirli è lasciarli per strada e purtroppo, come ho detto in conferenza, ci sono altre parti d'Italia, non di un paese lontano da noi, che questi servizi non li garantisce. O per quanto riguarda lo spreco idrico, è vero che noi siamo una regione ricca d'acqua, seppur ci sono stati degli anni difficili, ma è altrettanto vero che non possiamo permetterci di sprecarla.